può diventare una serata veramente pesante. Secondo me bisogna avere i principi per ragionare, perché viene il momento di ragionamento in cui ognuno di noi dovrà scegliere, e si sceglie ragionando, se uno non sa come ragionare. Sentivo prima i sindaci che certamente devono sapere che lo Stato italiano negli ultimi 5 anni ha tagliato i trasferimenti del 25% alle regioni, agli enti locali, quindi capite bene che da lì viene il dramma dei comuni. Se teniamo, se contemporaneamente ricordiamo che il Nord paga 100 miliardi di euro, una cifra colossale di residuo fiscale. Cos'è sto residuo fiscale? La somma, una serie del gettito fiscale, tasse, più il gettito contributivo, cioè i contributi dei nostri lavoratori che vanno tutti all'INPS, mentre lo Stato italiano non paga i contributi ai suoi dipendenti, e quindi la legge Fornero, la cosa più grave che ha fatto, una delle cose, è che ha spostato l'INDAP, la cassa pensione del pubblico impiego, l'ha messo nell'INPS, che è la cassa pensione dei lavoratori delle imprese private, quindi i lavoratori delle imprese private, quelli del nord insomma, sono costretti a pagare le pensioni a tutta Italia, perché lo Stato italiano non paga i contributi ai propri dipendenti. È una vergogna, scusa, però è così. Quindi il gettito fiscale, il residuo fiscale contribuito al gettito fiscale, ma anche il gettito contributivo. Voi, lavoratori, con i vostri contributi mantenete, pagate, fate pagare l'INPS, permettete che l'INPS paghi le pensioni a tutta Italia. E poi quando mi vengono a dire che l'INPS non ha più i soldi, per forza gli mancano i soldi. Se voi invece di pensare di fare il ministro del lavoro, pensate a dire che fosse rimessa a posto la cassa per il pubblico impiego, l'INDAP, che fosse chiaro a tutti che lo Stato italiano non paga i contributi ai suoi dipendenti, che i lavoratori del nord con i loro contributi devono avere matematicamente la certezza di avere almeno la loro pensione, visto che pagano per mettere la pensione, le pensioni di tutta Italia. Siamo sempre noi, quindi abbiamo il residuo fiscale 100 miliardi di euro, una cifra era spaventosa, eppure quando noi eravamo schiavi sotto l'oppressione spagnola e si chiedeva un sacco di tasse alla Lombardia, mise un sacco di tasse perché aveva l'esercito coloniale spagnolo in Olanda, nei Paesi Bassi, e quindi per mantenere quell'esercito gli eserciti di centro costano molto. Faceva pagare moltissime tasse ai poveri lombardi, che arrivare al punto di non avere i soldi per mangiare, e venne la peste spagnola, quella raccontata dal Mazzone nei Promessi Sposi. Ebbene, oggi non siamo alla peste italiana, ma quasi che noi abbiamo enormi difficoltà a tirare avanti. La pressione fiscale, ci sono due problemi in Italia. Uno è la pressione fiscale troppo alta al nord, punto. Invece di chiacchierare, Renzi dovrebbe mettere la testa su questo dato. Il paese deve essere in equilibrio, è possibile che questo tipo di paese mantenga tutto il resto. Poi la Lombardia paga di residuo fiscale, paga 60 miliardi ogni anno, a Valle Amarone di piangere, di sperare di avere i soldi per non pagare più il bollo dell'automobile, eccetera. La Lombardia paga 60 miliardi di residuo fiscale allo Stato, all'interno di 100 miliardi, Emilia 18, poi c'è il Delta, il Piemonte, la stessa somma. È chiaro che vi sto dicendo, fino a che il problema è una questione settentrionale,
quella direzione fiscale che opprimano il nord, i popoli del nord. È chiaro che noi non possiamo andare avanti così. Questa è la sintesi di tutti. Se poi ci mettiamo, come ho detto prima, che lo Stato paga tutti i soldi, ma ha tagliato i trasferimenti, i ristori, insomma, alle regioni e agli enti locali, capite bene, che oggi quando uno viene eletto e deve governare, amministrare, gli passa la voglia, la poesia rapidamente. La situazione invivibile, troppo nero. Ci sono due possibilità, o scappiamo la situazione di io voglio finire ragionamento perché anche ricordare l'ultima volta che ho parlato qui, io ho parlato di Napolitano che aveva fermato la verità, aveva fermato diciamo, il federalismo fiscale che usciva dal mio ministero, l'ha fermato Napolitano. Napolitano è inutile. Ebbene, voi avete insultato questo, avete tenuto, io ho detto sono sempre 8 mesi di cambio mi hanno dati. Non è che pigliamo altri 8 mesi, vabbè che io non mi spavento, sono cosa che affinché esploda una rivoluzione, una ribellione, occorre un martire. Come diceva Gandhi, il martirio produce l'esplosione verso la libertà, questo è vero. Perché se andassi in carcere, voi sapete, qualunque scusa prenderebbero, la verità è che sarei in casa solo perché sono un parto. E quindi spingo per la verità, tutto l'anno una scusa e quindi queste cose, come diceva Gandhi, il carcere, perché va bene la rivoluzione occorre che ci sia qualche martire. Ebbene, per questo non mi sono spaventato gli 8 mesi di casa, però pigliarlo inutilmente, stupidamente non conviene, quindi niente insulti stavolta. Io allora rispondo se voi me lo interrompo, ma non sapevo, pensavo che fosse un piemontese che stavo dissi così, praticamente il magistrato non ha tenuto a fare niente se tu non l'hai detto, però eri lì con tutta questa gente che non li hai fermati, quindi sei colpevole. Vabbè, saremo colpevoli, finiremo in galera. Io so che non verrò dimenticato, anche se vado in casa. Non perché io ma perché la questione settentrionale, non avere la Sicilia di Zamenello, non toccare, Borbone, allora nell'anno si deve pigliarsi all'Italia, per San girare la città. Comunque, non perché, ma io so che la questione settentrionale è aperta, è braccia accese sotto la cena e non finirà fino a quando non si sarà raggiunto un equilibrio, una giustizia. Tutti devono mangiare, anche il sud, però anche noi dobbiamo poter mangiare e poter credere che avvenga un futuro più equilibrato, più giusto anche per noi. Per quello che noi, io so bene, una è questa, l'altra soluzione è il problema del sud. Dove sono i problemi? Troppe tasse al nord e il mancato sviluppo industriale del sud. Come mai? Come mai? Al tempo nei partiti del consociativismo di tutti uniti, quando la sinistra aveva un peso su tutti, li faceva andare a scegliere le leggi che volevano. Allora cercarono di sviluppare il sud in maniera sbagliata e portarono al sud rubacchiando qualche fabbrica del nord, Cinesano, Vasolo, Sesto San Giovanni, però quelle fabbriche erano destinate a fallire. Perché? Perché non
non era stato previsto una crescita degli artigiani, solo gli artigiani, per partire nello sviluppo di un paese che non ha industrie deve partire dagli artigiani. Gli artigiani creano le piccole imprese, le imprese artigiane, le piccole imprese, poi le medie imprese, poi se porti una grossa impresa rubacchiata al nord, al sud, allora può stare in piedi, ma fin tanto che un'impresa la porti al sud e non c'è un indotto produttivo, con l'indotto produttivo attorno non ce la fa, si deve chiedere un bullone, deve aspettare che arrivi da Milano l'industria che è portata al sud fa tempo a chiudere, e questo l'errore fu, e d'altra parte c'era la sinistra che dominava con le sue idee, parliamoci che la sinistra non vuole aiutare gli artigiani, perché gli artigiani non votano a sinistra, non si fidano a votare a sinistra, e quindi, visto che non votano mai a banco, anche se si andava di mezzo allo sviluppo industriale del sud, il fatto che non ci sia stato sviluppo industriale al sud, oggi abbiamo che il sud non paga tasse, non riesce, non contribuisce, non può contribuire a mantenere lo Stato italiano, quindi tutto pesa sulle spalle del nord, e questo che oggi il nord sarebbe il primo a essere contento, d'accordo sullo sviluppo industriale del sud, perché sarebbe l'unico modo per far modo che il sud compartecipi al mantenimento del paese, altrimenti sono 100 miliardi di euro di residui fiscali sulle spalle del nord. Questa è la realtà. Oggi saremmo tutti contenti dello sviluppo industriale del sud. Penso quando Matteo Salvini vuole andare a prendere i voti al sud, è chiaro che se prendi i voti ti chiedono sud, e tu cosa mi dai? L'unica cosa che può dare lo sviluppo industriale, favorire lo sviluppo industriale del sud a partire dagli artigiani, facendo leggi che aiuti gli artigiani. Le case si costruiscono dal basso, non dalle grandi imprese, non uno sviluppo alla russa o all'americana con le grandi imprese, ma il modello di sviluppo doveva essere quello lombardo, quello padano. Lombardia, Veneto sono cresciute con le artigiane, le piccole imprese, non è che essere tanto che i gentili del nord pagano le tasse, portiamo via più tasse possibili e spostiamo qualche grande impresa. Queste sono le due: il mancato sviluppo industriale del sud e le troppe tasse al nord, che in fondo sono la stessa roba, non avendo il sud che può contribuire a pagare le tasse, le pagano quei coglionazzi del nord. E quindi o andiamo via, oppure non possiamo non fare niente, o si va via, oppure si contribuisce allo sviluppo delle leggi con la forza politica a favorire lo sviluppo industriale, sapendo che se c'è quello allora forse diminuisce anche il peso fiscale colossale che grava, che opprime il nord, a Padania, la nostra Lombardia. Questi sono i ragionamenti. O scappiamo oppure la via che se poi va su da chiedere i voti fattalmente deve portare un programma, senza un programma che prevede un interesse anche del sud, sicuramente i voti non li danno alla Lega adesso. Questo si tratta di decidere. Scappiamo, se vogliamo scappare la forza, la decisione non manca, la mia non manca, però se vogliamo essere un segno positivo di aiuto a tutti per la linea via, proprio lo sviluppo industriale del sud, perché noi non possiamo andare avanti, i nostri lavoratori che pagano i contributi per pagare tutta la pensione interna, ma dove cazzo siamo? Così non va bene. E certo, perché il sud non ha il suo sviluppo, le tasse non le pagherà. All'Europa chi le paga? Le pagano i coglioni del nord, non le pagano, il sud non può pagare, ma non è pure i mezzi, perché siamo costretti, siamo in un vicolo cieco. Quindi o una
atto di forza per scappare oppure facciamo l'atto di generosità, forse di giustizia. Fratelli, io ho voluto dirvi come stanno le cose, così ognuno di voi è in grado adesso di capire la doppia via. Ci sono due vie, o scappi perché così, no? Punto prima non possiamo restare così, oppressi da una pressione fiscale, o tagliamo la corda, però occorre coraggio, occorre decisione, o favoriamo lo sviluppo industriale. Queste sono le... Volevo che voi capiste, sapeste ragionare. Qui si tratta di cifre colossali, i numeri non si spiegano da soli, 100 miliardi di restituzioni, neppure quando eravamo presi dalla Spagna, noi parlavamo quanto paghiamo, certo la moneta era diversa, è difficile fare automaticamente paragoni, però l'impressione mia è che ci costa di più il sistema italiano che quello spagnolo, che quello coloniale, oppressivo spagnolo. Tirate voi le conclusioni. Così non possiamo andare avanti. Le balle sono balle. E nel frattempo dobbiamo anche difendere da tutte le cose negative che si stanno fermando addosso. Io ad esempio vedo lì un allevatore, lui sta facendo una piccola il latte, vendere il latte padano, stanno preparando la possibilità di vendere a tutti il latte padano e adesso è stato messo un po' in cantina dal sistema e dopo passerà la voce. Beh, io semmai voglio raccontare, oggi ho ricevuto un regalo di Natale da un mio caro amico, mio e di Calderoli, Giulio Tremonti, mi ha mandato per posta il regalo di Natale, un libretto che è trattato elementare delle febbre, e quindi ho capito che è ancora sulla via, ricercando la via giusta. C'è stato nella storia, diciamo, della scienza, c'è stato un prete, l'abate Mendel, un genio, che aveva in canonica un vaso con una pianta di legumi, pisello odoroso, si accorse che, pigliando dati, si accorse che le piante che nascevano dai piselli della prima pianta erano uguali alla prima pianta, quindi c'era qualcosa che si trasmetteva e che si manteneva. Quindi essendo un prete dice anche il pisello odoroso ha un'anima, ha qualcosa che ha un programma che permette di trasmettere le caratteristiche dei genitori della pianta da cui deriva, e fu una scoperta clamorosa. Le cose vive hanno un'anima, hanno un programma che si trasmette, essendo un prete era l'ora di pensarsi a Dio, l'anima a Dio, e più o meno è così, perché il DNA l'abbiamo scoperto 15 anni fa, però era quella l'ora. Ebbene, a un certo punto nacque ed emerse a Pavia un vero genio, un medico pavese che scoprì la malattia della lavandaia, cioè scoprì che chi lavava i panni nel Ticino aveva le dita un'artrite deformata, e quindi fece un ragionamento, non tutto, allora quasi per dopo la scoperta del pisello odoroso di Mendel, tutti pensavano che tutte le pulse ereditarie derivassero dal programma inserito nelle cellule, quindi fosse genetico, fosse ereditario. Ebbene, questo medico, di cui non si conosce il nome, è rimasto sconosciuto, scoprì la malattia della lavandaia, una cosa importante, perché vuol dire che non è solo
dal di dentro, ma anche dall'esterno, dalle condizioni di lavoro, dai contatti che derivano le mutazioni dell'organismo. Poi andò a Parigi, ai lumi di Parigi, là si sviluppava l'illuminismo in quel tempo. Anche qui, cioè, Volta l'abbiamo avuto qui, no? Il genio Volta, che lavorò anche lui, guarda caso, all'Università di Pavia, Università Pavia. Quando Tremonti dice la capitale dovrebbe essere Pavia, che è una grande università, più grande ancora di quella di Bologna, e vide molti geni attraversare l'università. L'università dell'università, cioè tutto lo studio di tutte le materie. Noi abbiamo avuto molto, dico, Volta, Beccaria, quello delle carceri, e lì sono tanti anni che hanno attraversato l'università di Pavia. Sì, l'università a Ticino, l'università del Ticino. Ebbene, già, inutilmente saremmo arrivati per poste di libretto Tremonti che non ho ancora letto, che ne sarà. Secondo me non riescono a trovare il nome di quel medico geniale che andò a Parigi e fu acclamato, perché Parigi aveva vinto la rivoluzione francese e quindi tutto quello che veniva da dentro era visto male, Dio, eccetera. Tutto quello che veniva da fuori era visto bene, quello si fece dentro. In realtà non è tutto genetico, ma c'è qualcosa che viene da fuori, la malattia deve lavare dentro, acclamare come l'eroe del momento. Ma trovando il nome, secondo me, Tremonti immagino cosa vuol dire il ragazzo di quelli che a Pavia sta cercando tutti i libri antichi di medicina, sperando che magari trasversalmente per caso illumini la figura di quel medico sconosciuto così geniale, da cui deriva la malattia del lavoro, ad esempio, e tante cose. Da queste cose io oggi, infatti l'ho sentito lungo la strada, sto lavorando, sto inseguendo, io mi vedo spesso con Tremonti, mi sono visto spesso perché siamo riusciti a portare dal museo di Capodimonte di Napoli una razza bellissima sulla battaglia di Pavia. Fu una battaglia vinta da Carlo V, re degli spagnoli, che avendo vinto, battuto Francesco I, francese, l'uomo Francesco I aveva la cavalleria pesante più forte d'Europa, che era quasi una volta, forse una volta sola, i non parli vedi si scontrarono davvero. Con una grande battaglia fu a Melegnana, allora Marignano, in cui i veneziani si erano alleati da Francesco I re di Francia, che aveva la cavalleria pesante più forte che Europa. Poi l'avete vista in Brevard, quando Brevard scozzesi chiamano la cavalleria francese con i pali agusti. Lì lo facevano gli svizzeri, grandi combattenti, erano i soldati di Milano. Milano aveva avuto gli sforzi e gli Visconti che non avevano la forza né morale né politica né per mettere una leva obbligatoria, e quindi Milano aveva come i soldati svizzeri che combattevano alla morte a Melegnano, però a Pavia furono sconfitti da Carlo V, che fece sparare con le spingarde contro i cavalli dei cavalieri, quindi caduti a terra i cavalieri dentro dei fari. Quindi quella razza della battaglia, perché mi hanno fatto arrivare a Pavia? Perché volevo, anzi non l'avevo fatto arrivare anche a Milano, perché volevo ricordare il tempo in cui la Lombardia soggiaceva all'oppressione spagnola e pagava tutte le tasse che pagava, come oggi. Uno sfruttamento indicibile, inaccettabile. Volevo partire da quella razza per ricordare. La morte è stata poi nel castello di Pavia, abbiamo chiuso 10 giorni fa.
fosse averci un supplemento di mostra in un castello nuovo tra Pavia e Milano che sta ristrutturando troppo, però per dire la storia, le cose che accadono non sono isolate, sono il frutto di una serie di cose. Allora la peste nel Manzoni fu il frutto di troppe tasse, perché la Spagna doveva mantenere il suo esercito coloniale nei Paesi Bassi, poi gli amici londini hanno cacciato via gli spagnoli a calci in culo, però voglio dire, siamo stati noi con il fatto che siamo stati e ci siamo ripiegati su noi stessi a permettere alla Spagna di occupare militarmente i Paesi Bassi. Ogni paese, ogni popolo ha il dovere di dire stop, di dire basta quando è troppo. Noi non possiamo essere oppressi come siamo oppressi e quindi dobbiamo dire stop, o si chiama e facciamo cambiare le cose. E quindi questo volevo darvi dei dati su cui riflettere e ragionare, perché solo se uno ragiona allora capisce cosa sta avvenendo, un po' dice no, vado di qua, vado di là. Capiamo oppure favoriamo il cambiamento mutuando, diciamo, lo sviluppo industriale del sud, punto, al fine di abbassare la pressione fiscale sul nord e cambiare le cose. Io sapevo che quello che diceva Renzi era un ballo, quando diceva prima della legge finanziaria quest'anno c'è anche qualcosa per il sud, c'è un cazzo, c'è un bel cazzo, non c'è niente, ancora, perché la sinistra non aiuterà mai il sud, per aiutare il sud bisogna partire dagli artigiani, la sinistra non aiuterà mai gli artigiani perché sai, non si finiranno mai a votare a sinistra, e quindi io pensavo che era male, perché non mi mettare poi è arrivata la legge di stabilità e non c'era niente di struttura, di sviluppo strutturale, cioè, era solo le pare del nostro Renzi, che però io non insulterei, perché prima ho sentito qualcuno che alzava la voce. Sapere, non vale la pena pigliare la denuncia per tanto ormai la gente comincia a capire. Perfino i testori, i barbari del nord cominciano a essere intelligenti a capire, non c'è bisogno di insultare, la gente si insulta da solo sulla base di quel che fa. Grazie, un abbraccio a tutti. Viva la Padania! Viva Verde! Per poterci ritornare sopra, le cose non possono essere così, sempre bello come no, uno ci ragiona, questa è una situazione, io queste cose voglio fare degli articoli e scrivere magari su internet, così uno se vuole, se lo va a leggere a capire e ci ragiona queste cose che sbagliate. Noi non possiamo chiudere gli occhi e andare così a casa, no, noi rappresentiamo una speranza per il nostro popolo ma anche per molti popoli, perché nell'Europa molti popoli sperano di fare un giorno un accordo con la Padania per cambiare l'Europa, per fare tanti cambiamenti. Noi non possiamo più andare così a casa, bisogna che voi ragioniate. Io aspetto di fare il segretario di Bergamo, io, Magri e altri teniamo la scuola, diciamo, politica, dove si parla di pensioni, che tra poco esploderà il problema della pensione, ma si parla di pensioni, si parla di scuole, si cerca di far crescere la classe dirigente, per non dover all'ultimo momento mutuare lo sconosciuto solo perché ha laureato diplomatico, perché la prima cosa che occorre è la fede. Perché si fa, si prende di uno, si per lavorare e poi
se volete tradizione, no, dobbiamo creare delle scuole all'interno, quindi quando il segretario no, qualunque segretario o al partito nella sua sezione a tenere la scuola quale lui sia pronto, io sono pronto, faccio quel mestiere lì, metto a disposizione molti anni, molte esperienze che ho maturato per quel motivo. Io vi ringrazio, mi siete ascoltati. Ma Daniela, in un modo o nell'altro lì arriveremo. Il nostro destino è stato quel messaggio che abbiamo noi comunicato della libertà. Va bene, un abbraccio a tutti, buon anno.